Ci troviamo a Dosoledo in Comelico, provincia di Belluno, alle nostre spalle le splendide montagne con la neve di primavera. Siamo qui e saluto l'ingegner Giampaolo Bottaccin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile. Siamo qui in occasione di un'iniziativa, della prima di tante iniziative che vedranno impegnati i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco, ma soprattutto i bambini delle scuole. Di che cosa si tratta, Assessore? Vogliamo creare una cultura della sicurezza all'interno delle scuole, quindi a partire dalla più giovane età, le scuole elementari, le scuole medie, per far capire ai ragazzi cosa significa sicurezza e quali sono i piccoli a volte comportamenti che possono anche salvarti la vita. E poi speriamo che questi ragazzi in futuro diventino volontari della protezione civile. Allora, abbiamo seguito prima a Dosoledo e lo stanno vedendo a Candide un'esercitazione sul sistema antincendio. Qui si parla di terremoto, la prevenzione è sempre importante perché i ragazzini delle scuole dell'obbligo sono poi i cittadini di domani. Sono i cittadini di domani, sono molto interessati soprattutto quando vedono gli uomini in divisa. Ringrazio i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco, ma anche i sanitari, insomma tutti quelli che partecipano a questo tipo di attività e ci hanno dato la massima disponibilità e collaborazione, perché naturalmente i bambini sono sensibili quando vedono i mezzi, gli uomini in divisa, e assorbono tutto e quindi gli resta per tutta la vita, e noi siamo convinti che a partire dalla giovane età sia la cosa migliore per creare quella cultura della sicurezza che è importantissima e fondamentale anche per far fronte a situazioni emergenziali che non sempre sono prevedibili, come per esempio il sisma. Allora, Assessore, parlando di sisma, la Protezione Civile del Veneto ha dato un grande esempio di solidarietà intervenendo in centro Italia a supporto delle popolazioni interessate dal terremoto. Sì, come sempre i volontari del Veneto sono i primi a partire. Io ho il problema di tenerli buoni perché vorrebbero partire tutti. Noi possiamo contare su 18.000 volontari in Veneto, tutti bravissimi, tutti preparati, tutti con un cuore grande e che dimostrano sempre la solidarietà del Veneto anche con grande competenza, perché ci viene riconosciuto a livello nazionale che i nostri volontari sono fra i più preparati d'Italia. Li ringrazio perché in centro Italia sono intervenuti per mesi continuativamente nel silenzio più assoluto e hanno dato un grandissimo contributo alla popolazione che aveva subito quell'evento calamitoso del sisma in prima battuta e poi quello dell'emergenza neve. Allora, Protezione Civile del Veneto, una realtà importante, Assessore, anche perché la formazione è continua. Assolutamente sì, la formazione è fondamentale la formazione dei volontari, ma è fondamentale anche la formazione e la preparazione del cittadino. Protezione civile sono non solo gli uomini in divisa, ma qualsiasi cittadino. Quindi è bene che i cittadini sappiano quelle poche cose, ma fondamentali, che devono essere fatte quando si trovano di fronte a una situazione di emergenza, dall'incendio alla frana, all'allagamento, piuttosto che il sisma o altri eventi. Allora, il suo referato riguarda anche l'ambiente, Assessore, e l'attenzione per quello che sono i problemi causati dal maltempo è sempre alto e voi siete sempre vigili. Ma assolutamente sì, anche in questo caso il Veneto è all'avanguardia, abbiamo dei bollettini meteo che sono precisissimi, vengono dati ogni giorno a tutti i sindaci in modo da prevenire e prevedere le situazioni di rischio per farci fronte nel miglior modo possibile. Ma soprattutto il Veneto da 5 anni a questa parte, con l'avvento della Giunta Zaia, ha iniziato a mettere in campo quello che è stato soprannominato ormai il piano dal Paos. Sono 2 miliardi e 7 di opere di difesa idraulica e idrogeologica e servono a mitigare il rischio, quindi a ridurre l'esposizione dei cittadini al rischio idrogeologico in tutto il Veneto. Siamo già partiti con 866 milioni di euro di opere cantierate, resta ancora molto da fare, ma la strada è quella giusta. Allora, questi i numeri che lei ha citato sono numeri poi effettivi di opere che è già possibile vedere, quindi non stiamo parlando di cose astratte, Assessore. Un bando uscito in questi giorni, un acronimo inglese, Prepare, in realtà vuol dire salubrità dell'aria. Anche questo è un impegno importante che prenderete.
Sì, è un progetto europeo che vede coinvolte tutte le regioni del bacino padano, ci stiamo incontrando frequentemente, abbiamo messo in piedi questo progetto e è una delle criticità ambientali che stiamo affrontando, perché il bacino padano è caratterizzato da un elevato inquinamento dell'aria e quindi stiamo spingendo molto forte verso la riduzione di questo inquinamento attraverso tutta una serie di misure. Non esiste una ricetta unica, ma ci sono tutta una serie di piccoli interventi che messi insieme danno una riduzione dell'inquinamento dell'aria. Basti pensare che negli ultimi 9 anni abbiamo avuto una riduzione del PM10 media in Veneto del 40%. Questo non ci fa abbassare la guardia perché ancora sono troppo alti e quindi continueremo su questa strada. Allora, grazie a Giampaolo Bottaccin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile.